Claudio De Vincenti è viceministro allo sviluppo economico. Possiamo dire che è uno degli elementi di continuità dal governo Monti al governo Letta, riconfermato direi anche con successo nel governo di Matteo Renzi, e si occupa delle più importanti vertenze industriali, di energia e dei temi dello sviluppo, anche con le deleghe che il ministro Guidi sta per attribuire a lui come viceministro e ai suoi sottosegretari. Parliamo, avendolo lui seguito sin dalla fase di costruzione legislativa nella XVI legislatura in Senato, nel decreto crescita, della sperimentazione di fiscalità di vantaggio che si fa nel Sulcis, nei 23 comuni del Sulcis. Abbiamo il bando partito il 7 gennaio, in scadenza il 7 aprile a mezzogiorno, domande che si presentano per la prima volta sperimentalmente solo su internet, piccolissime aziende, una misura che è la prima misura del cosiddetto piano Sulcis. Volevamo sapere da te se puoi dirci come sta andando il bando, se sta avendo successo, qual è la portata della risposta delle imprese, e cioè quante domande hanno presentato sinora. Beh, direi che sta andando molto bene, già sono state presentate più di 2000 istanze per accedere a questa agevolazione fiscale importante che può essere fruita sia in termini di esenzioni di IRPEF che di IRAP, anche di esenzioni contributive, anche di esenzione IMU, insomma è uno sconto fiscale a tutto campo che può avvantaggiare in misura significativa le imprese del territorio e dar loro una spinta importante. Ripeto, più di 2000 istanze sono già state presentate, la scadenza è il 7 aprile e quindi è importante sottolineare a tutti gli interessati che è bene, diciamo, che entro il 7 aprile facciano pervenire le loro richieste. Ci sono in ballo fino a quasi 125 milioni di euro di sconti complessivi da usufruire, di cui il 20% sono riservati alle nuove imprese, alle start-up o comunque costituite da meno di 3 anni, proprio per incoraggiare nuove iniziative sul territorio. Tutto questo si collega con il piano Sulcis, è la prima misura forte che è partita dal piano Sulcis, ma adesso bisognerà realizzare il resto delle iniziative previste dal piano, che sono molto importanti per aprire una fase nuova per il Sulcis. Ecco, io ricordo che mentre inizialmente la Regione aveva bloccato a qualsiasi possibilità di discussione anche circa la possibilità di diversificare le priorità del bando, dicendo tutti uguali, in zona Cesarini, anche per un intervento, diciamo, un suggerimento autorevole da parte del tuo Ministero, si rafforzò l'idea e si realizza l'idea che una parte delle risorse riguarderà le nuove iniziative imprenditoriali, quindi il 20% come dicevi. È chiaro quindi che questo bando, nel momento in cui ha un successo, migliaia di domande da parte delle imprese, io ricordo che sono circa 6.500 quelle che potrebbero astrattamente prendervi parte. Una volta che c'è questo successo si tratta anche di connettere le vecchie e le nuove iniziative con altre azioni. Il bando 99 idee, gestito dal Ministero delle Politiche di Coesione e dal Ministero dello Sviluppo, ne poneva tante, però ti voglio anche ricordare che le tante idee hanno bisogno di stare in un territorio che si dà una sistemata sotto il profilo infrastrutturale e quello delle bonifiche. Mi pare che ci sia un problema di raccordo tra le amministrazioni dello Stato e la Regione in tutto questo? Io credo che quello che dici, Francesco, è molto giusto e è assolutamente necessario il raccordo tra governo centrale e regione. Naturalmente c'è stata questa fase legata alla
alle elezioni e poi al cambio di giunta. Prenderò contatto, anzi siamo già in contatto con il presidente Pigliaru e con l'assessore Piras, e quindi si tratta di riattivare le azioni che anche da parte regionale erano in campo e di accelerare soprattutto, perché devo dire che soprattutto sul versante degli investimenti infrastrutturali e delle bonifiche il piano Sulcis, dobbiamo riconoscerlo, ha fin qui segnato il passo. Qui c'è bisogno di una svolta forte, di un'accelerazione. Ci sono opere che possono partire in tempi abbastanza brevi, bisogna sbloccarle al più presto, perché, come dicevi tu Francesco, è chiaro che anche le iniziative imprenditoriali che potranno adesso utilizzare le agevolazioni fiscali che dicevamo prima, tra l'altro dimenticavo di segnalare che saranno utilizzabili già per l'anno d'imposta per i versamenti d'imposta del giugno 2014. Questo significa che dopo il 7 aprile l'istruttoria, diciamo, per dire se le domande sono accettate, sarà rapidissima. Sarà molto rapida, in modo che appunto possano già essere utilizzati questi benefici a decorrere dalla prima scadenza fiscale, che è quella di giugno prossimo. E quindi sia, diciamo, le iniziative economiche che traggono da questi benefici fiscali sostegno e incoraggiamento, sia quelle delle 99 idee, del bando delle 99 idee, che sono state inserite da Invitalia all'interno di un piano strategico che le connette con le opere infrastrutturali e con le bonifiche. Ecco, queste iniziative hanno bisogno che intorno ci siano le infrastrutture, gli interventi necessari che erano stati programmati nel piano Sulcis e che è ora assolutamente di accelerare. Il convegno di stasera non ha come focus principale la crisi delle grandi imprese nel Sulcis e in Sardegna, però un tema generale di cui ti occupi voglio che diventi oggetto di una domanda e una tua risposta. Se ne sta andando via in queste ore il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha fatto una proposta dopo la crisi ucraina all'Europa, ha detto: sul versante dell'energia sappiate che non siete soli, il mondo dell'energia è cambiato, gli Stati Uniti sono anche un partner importante in questo settore, perché ci siamo resi autonomi con la grande disponibilità di gas naturale che abbiamo e che stiamo usando per noi, ma anche stiamo esportando nel mondo. La Sardegna è l'unica regione italiana dove non c'è il gas metano. È un gap che secondo me, se non superiamo qualsiasi discorso stabile sull'insediamento di piccole e medie imprese, di grandi imprese e anche, possiamo dirlo, di costi per le famiglie, per la gestione energetica, diventerà sempre più un piombo addosso a famiglie e economia. Si può immaginare che da qui alla fine della legislatura o riprendiamo il progetto di connessione con il gas algerino, il progetto Galsi, o ci inventiamo qualsiasi altra cosa, direi, per portare il gas naturale in Sardegna? Beh, credo proprio che sia necessario. La prima operazione da fare adesso è di chiarire la prospettiva del Galsi con il governo algerino e con le imprese coinvolte nell'operazione Galsi. Per noi Galsi rimane un progetto prioritario, però è chiaro che se dovessimo nei prossimi mesi continuare a verificare una situazione di inerzia, di impasse da parte della controparte algerina, credo che dobbiamo cominciare a pensare a soluzioni alternative, perché è importantissimo, come prima dicevi, l'arrivo del metano in Sardegna. Da questo punto di vista segnalo anche che, ove dovessimo continuare a riscontrare l'impasse sul Galsi, dovremmo cominciare a chiederci e a programmare la costruzione di un rigassificatore che consenta di fornire il gas all'isola e che potrebbe avvantaggiarsi
anche delle recenti dichiarazioni del Presidente Obama circa la capacità degli Stati Uniti di esportare una parte del loro gas, che quindi potrebbe, come peraltro da altri paesi del mondo, arrivare gas liquefatto che poi viene rigassificato. Il vantaggio del rigassificatore è proprio quello di avere tante possibili fonti di approvvigionamento a disposizione, perché il gas può venire da qualsiasi paese produttore di gas. Ancora importante sarà andare avanti con le esplorazioni che sono in questo momento in corso al centro, diciamo, del Mediterraneo occidentale, tra Baleari e Sardegna, perché lì abbiamo riscontrato dei giacimenti possibili di gas in acque profonde che potrebbero essere molto importanti per rinforzare l'indipendenza energetica italiana, ma anche per garantire gas alla regione, alla Sardegna. Quindi sul terreno energia credo dobbiamo assolutamente muoverci nella direzione che tu dicevi. Aggiungo che abbiamo ottenuto dalla Commissione europea la conferma questo sul fronte dell'elettricità, la conferma della superinterrompibilità che consente di tenere particolarmente basso il prezzo dell'elettricità in Sardegna. Con l'attuale livello del prezzo all'ingrosso dell'elettricità, il cosiddetto prezzo unico nazionale, che in questo momento sta intorno ai 63 euro a megawattora, con la superinterrompibilità in Sardegna l'elettricità per grandi imprese energivore potrà essere inferiore come prezzo ai 30 euro a megawattora. Questo dovrebbe aiutarci a facilitare l'insediamento in Sardegna di imprese che valorizzino anche le produzioni tradizionali, per esempio dell'area del Sulcis. Bene, di questo magari parleremo avendoti come ospite nel Sulcis, che è una terra di grandi possibilità, aperta per la sua tradizione industriale anche a cose nuove. Questa tradizione va diversificata, speriamo che le azioni per attirare capitali nel nostro paese vedano non solo la Sardegna ma anche il Sulcis destinatario di capitali coraggiosi e capitani d'azienda coraggiosi. Aspettiamo Claudio De Vincenti magari a parlarne direttamente quando avremo la prossima occasione per invitarlo. Vi ringrazio tutti, ci tengo a segnalare solo due cose ancora che riguardano crisi importanti presenti nell'area del Sulcis. Per quanto riguarda Eurallumina, siamo ormai molto avanti nella strutturazione del contratto di sviluppo e in funzione della ripresa dell'attività. Stiamo sciogliendo gli ultimi nodi di carattere ambientale, credo che prossimamente potremo riconvocare il tavolo Eurallumina per fare il punto con i lavoratori e con l'azienda. Per quanto riguarda Alcoa, stiamo sollecitando la messa a punto secondo la procedura ci eravamo dati, dell'interlocuzione tra Alcoa e Clash, in particolare l'individuazione dell'advisor per la valutazione del piano industriale, e anche su questo fra non molto saremo in grado di riconvocare il tavolo Alcoa per fare il punto con i lavoratori circa lo sviluppo di questa vertenza, che sappiamo essere una vertenza difficile perché l'abbiamo constatato nei mesi scorsi quanto, diciamo, sia impegnativo riuscire a riaprire delle prospettive per Alcoa, però noi continuiamo a batterci per mantenere aperte prospettive per lo stabilimento. Bene, grazie Claudio, e torniamo in sala.